Allora, l'appuntamento di stasera con Mariangela Sedda è un appuntamento che cercavamo da anni in qualche modo, e poi per un motivo o per l'altro è stato rinviato. Ci avevamo pensato fin dai tempi di Pimpirias, quando facevamo gli incontri al ristorante di Matteo Usai. Poi è successo che questi incontri si sono interrotti, il ristorante ha chiuso e la cosa è finita così, insomma. E oggi finalmente possiamo soddisfare un desiderio, un'attesa che c'era, perché c'è grande apprezzamento per il lavoro di Mariangela Sedda come scrittrice, perché c'è anche molta amicizia per Mariangela qui a Senegal, e quindi c'era un'attesa viva. L'arrivo di Mariangela coincide con l'uscita di questo ultimo libro, Nel vuoto arioso del mondo, che è un libro bello, importante, interessante, e noi abbiamo pensato, siccome il libro si presta molto, a far leggere brani del libro appunto dai ragazzi che hanno frequentato il laboratorio teatrale già da 4 anni, mi pare. E quindi iniziamo subito con una lettura però non dal vuoto arioso del mondo, ma dal romanzo precedente, Vincendo l'ombra, una lettera di una delle 2 sorelle che sono le protagoniste sia di Oltremare che di Vincendo l'ombra, una lettera scritta da Antonia, che è la sorella che sta in Sardegna, che sta a Olai, che racconta della vita di paese e racconta anche di letture. I brani che abbiamo scelto, vedrete, forse non sono le letture più belle, siamo stati un po' condizionati dallo spazio, cioè dal tempo che potevamo dedicare alle letture. Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra brani troppo brevi e brani troppo lunghi che avrebbero richiesto troppo tempo. Quindi cominciamo con una lettura da parte di Domenico da Vincendo l'ombra. Olai, 15 luglio 1936. Cara sorella Grazia, come state? Io bene, e così spero di voi. Avrete saputo che abbiamo superato i giorni brutti di assedio e abbiamo vinto la guerra. Ora la patria è guardata con rispetto, ha detto il nostro podestà nella cerimonia per la vittoria. Il figlio di Angelica Turri è ferito e forse lo rimpatriano. Io seguito a scrivere lettere per le mie compagne di scuola Anna Mereo e Rita Piras, che i figli grandi ce li hanno in Africa e con i figli piccoli e tutto l'altro da fare, tempo non ne resta di prendere la penna in mano. I combattenti non sono tornati e certi vogliono restare lì come operai. Da paese sono partiti altri 2 giovani, perché in Africa c'è da fare tutto. La cosa più urgente, dicono, che sono le strade, se si vuole portare un poco d'aiuto agli abissini, che da soli non ce la fanno. Grazia mia, se fossi in Buenos Aires con le mie mani lo avrei vestito quel povero bambino, ma vedo che tu e Mercedes avete fatto questa carità. Per Francesco seguiti a prenderti troppa preoccupazione. Lui è solo e fa quello che gli passa per la testa. Se è andato al seppellimento di Gardel e non è venuto a salutarti, non ti devi offendere. Pensa che quella voce se la può ascoltare ogni volta che ne ha bisogno e lo conforta nella solitudine di Patagonia, più di amico o parente che non è vicino quando lo vuoi. Il paese è di nuovo in festa, sono tornati i villeggianti e nello stradone con questa gente a passeggio sembra di essere in città. Cara sorella, questo mese sono maestra di ricamo di 4 studentesse, figlie di villeggianti e di Maria Vittoria, la figlia di maestra Martis. Quest'anno il pergolato ha grappoli grandi e foglie di un verde delicato e il sole, passando, fa un'ombra calda. Sotto il pergolato stiamo ore ricamando e le ragazze parlando di feste di innamorati. La più grande ha il fidanzato in Africa e tanto ne parla che ci sembra di conoscerlo. A volte le studentesse si mettono a cantare canzoni alla moda ed è un consolo avere la compagnia della giovinezza. Il pergolato gliel'ho disegnato e l'hanno ricamato in complicredenza e li ricorderà quest'estate, ma il verde del filo non è delicato come le foglie. Dopo le chiacchiere, una delle studentesse legge un racconto, una poesia o una pagina di romanzo, e allora la mia mente si riempie della storia e va per conto suo, e le mie mani seguitano per conto loro.
Le ragazze hanno voluto leggere racconti di Grazia Deledda e poesie di Sebastiano Satta. Dicono che qui li comprendono meglio perché vedono le donne filando, lavorando al telaio, zappando e facendo altre cose, proprio come nelle storie di Grazia Deledda e nelle poesie di Sebastiano Satta. Stanno imparando a apprezzare le nostre cose e molto gli piace il broccato di Spagna del costume da sposa e lo sciarre di Tibet. E si sono meravigliate vedendo le gualchiere e al sapere che orbacce ne mandiamo pure in continente. Però temono i carri a bui, quando li passano a fianco nei piccoli. Maria Vittoria se ne ride perché sempre le ha conosciute queste cose, ma le cittadine è la prima volta che vedono una Sardegna diversa da Cagliari e Sassari. E quando vedono Chiusura, barba lunga fino ai ginocchi, fumando la pipa al sole, dicono «Precisa un quadro sardo», oppure «Quel giovane non ti sembra uguale a Sportuolu?» E così per ogni cosa. Ma finita la villeggiatura, torneranno alle storie di città, che parlano di ragazze e signore e di giovanotti di lusso, sempre da una festa all'altra. Allora, questo brano sì, questo brano l'abbiamo scelto perché ha già tanti elementi che poi sono presenti nel romanzo successivo. Il romanzo successivo parla di libri e parla di lettori. E qui abbiamo già una situazione che poi si ripeterà nell'altro romanzo, come in qualche modo le copertine dei due romanzi sono simili, cioè le immagini sono di un personaggio che sta leggendo, una bambina nell'ultimo e una ragazza che sta leggendo in piedi di profilo, oscurata, che sta leggendo un libro. Appunto in questo racconto c'è una sarta di paese che intrattiene le ragazze che stanno con lei, che imparano, che passano il tempo e imparano qualcosa del suo mestiere, e anche loro fanno delle letture, leggono diciamo dei classici di allora che potevano essere interessanti per delle ragazze, anche se forse queste letture sono anche un po' speciali, la lettura di Sebastiano Satta o la lettura di Grazia Deledda per delle ragazze di 18-20 anni in qualche modo, anche se è comprensibile che negli anni 30 fosse una cosa diffusa. Ecco, in qualche modo per ricostruire quella che è stata l'attività di scrittrice di Mariangela Sedda, che ha cominciato a pubblicare interventi di varia natura, di natura critica negli anni 90, e poi si è fatta conoscere, diciamo, ha avuto una comparsa importante nel campo della nuova letteratura sarda, chiamiamola così, a partire da Oltremare, dal romanzo appunto basato sulla corrispondenza e su diari tenuti da due sorelle che al centro hanno anche l'emigrazione. Il fatto importante di Oltremare, poi anche di Vincendo l'ombra, è questo di vedere la realtà sarda e la realtà italiana a partire dal distacco dalla Sardegna, a partire appunto dall'emigrazione. È un passaggio molto importante della storia della Sardegna, che è appunto l'emigrazione sarda in Argentina alla fine dell'Ottocento e più o meno fino alla Prima Guerra Mondiale. Poi col fascismo l'emigrazione sarda verrà molto limitata, appunto il fascismo cercherà di bloccare, cercherà di aumentare la popolazione in Italia piuttosto che consentire e favorire l'emigrazione. E poi dopo questi due romanzi, il secondo Vincendo l'ombra appunto ha al centro, anche si comprende dal titolo, il tema anche del fascismo, di come il fascismo condiziona la vita in Sardegna, di come anche la crisi economica e poi le sue ripercussioni hanno
delle conseguenze anche in Argentina, in un certo modo, anche perché poi gli emigrati sardi e italiani in Argentina risentono degli effetti di ciò che sta succedendo in Italia. Tra l'altro, sia nella prima sia nella seconda guerra mondiale, molti, oltre a essere emigrati, saranno anche richiamati per fare la guerra e torneranno anche a fare la guerra. Ecco, da questi due importanti romanzi poi si passa a questo terzo, che è una raccolta di racconti, che ha al centro l'esperienza della lettura, la passione per i libri. Appunto, si tratta è diviso in diverse parti, insomma c'è una specie di alfabeto del libro e alfabeto della lettura, è anche diviso in 7 parti, mi pare, e ogni parte ha tutta una serie di racconti e il titolo è in ordine alfabetico. Allora, diciamo che al terzo libro siamo arrivati ad un punto importante, credo, della tua produzione, che poi comprende anche lavori teatrali, qualcuno dei quali è stato anche rappresentato, è stato in circuito in Sardegna. Io ti vorrei chiedere come sei arrivato a scrivere. Qui si parla della tua passione per la lettura. Come sei arrivata a scrivere e che tipo di rapporto hai con la scrittura? Funziona, perfetto. Aspetta che magari... Sì, dovrebbe funzionare acceso. Intanto scusate ma mi danno fastidio gli occhiali. Buonasera a tutti. Io ho avuto belle parole, Mario, per me, così come belle ne ha scritte. E sono contenta che le sue parole nel voto arioso del mondo siano finite proprio nel sito di Seneghe. Anche io qui mi sento circondata dall'amicizia, non solo per Mario e Carla, ma ho rivisto Francesca dopo una vita, e Giovanna, devo a lei e a Mario, sì, io sono qui stasera. Anch'io ci tenevo molto a venire a Seneghe perché l'avevo mitizzata, e devo dire, soprattutto a vedere queste belle case e questo luogo bellissimo in cui ci troviamo, continuo a mitizzarla ancora, insomma, adesso che la sto scoprendo. E ancora mi fa piacere che siamo in una biblioteca. Sono i luoghi, assieme alla scuola alle scuole in cui ritorno sempre molto volentieri, e forse non si sente. No, non si sente. La vicina di me. Credo che se riusciamo poi a far perché non lasciarlo fisso come ce l'avevo? Mario funzionava a tratti, no? Aiuto. L'ho messo un po'. Mm. spostiamo indietro magari il tavolo. Scusate. Vediamo se il microfono del sindaco funziona. Si sente? Sì. No. Sì. Allora, dicevo, questa bella biblioteca mi fa piacere perché voi sapete le crisi che stanno vivendo tutte le biblioteche italiane, che sta vivendo tutta l'Italia, e la cultura ne sta facendo per prima le spese, quindi il fatto che si continuino a fare delle attività è già qualcosa di positivo. E alcune precisazioni, io purtroppo, questo la dice lunga sulla mia vecchiaia, scrivo cose di vario tipo dalla fine degli anni 70 su vari
quotidiani e qualche rivista. Alla letteratura sono arrivata, intanto scrivevo da bambina, come scrivono tutti i bambini presuntuosi forse, almeno sostenendo, dicevo che stavo scrivendo un libro, ovviamente non sapevo neanche da che parte si iniziasse, era semplicemente un quaderno dove scarabocchiavo storie e basta, per fortuna ho perduto. La prima, oltre gli articoli, la prima cosa che ho dato da pubblicare è proprio un racconto nell'87 che è La strada, è la storia fantastica della Carlo Felice. E poi altre, poi ho pubblicato con Stampa Alternativa nel 92 in un cofanetto molto, molto fortunato, è la prima volta in vita mia che sono stata in classifica. Credo che rimarrà anche l'ultimo. E poi ho collaborato con la RAI, da cui poi ho tratto quel testo, uno dei 3 testi teatrali di cui parlavamo prima, che è L'esilio del re, il periodo dei Savoia in Sardegna. E sono stati tutti e 3 rappresentati. L'ultimo ha varcato il Tirreno, è andato anche al Festival di Notte, è andato anche a Roma, no, anche l'altro veramente, l'Esilio del Re è andato anche a Bruxelles. Come sono arrivata? Sono arrivata non volendo arrivarci, nel senso che io volevo continuare a essere una lettrice. Io ho fatto molta resistenza alla scrittura, perché se si è letto molto è difficile che si sia contenti di quello che si scrive, nel senso che soprattutto se si è letto molto e si è letta una buona letteratura, e io questo l'ho fatto. Allora se il metro di paragone è troppo in alto, capite bene che non vi va mai bene quello che avete scritto. Diciamo che sono arrivata alla scrittura perché non ne potevo fare a meno. Era un'esigenza più forte, a volte anche più forte della lettura, anche se mentre sto scrivendo, se devo scrivere qualcosa, se c'è un bel libro mi blocco, perché è più forte forse l'attrazione che fanno su di me i libri degli altri. La scrittura è... Certo, c'è il momento, la cosiddetta ispirazione, tra virgolette, certo che c'è una motivazione forte. Per me, per quanto riguarda per esempio, che ne so, il testo teatrale, il testo radiofonico prima, L'esilio del re, prima si chiamava Fantacronaca del Regno Sardo, era il desiderio di sapere della storia della mia isola, visto che non mi aveva aiutato in questo, né la scuola né l'università. A me, che ero iscritta in filosofia, mi avevano addirittura vietato nel piano di studi di fare l'esame di storia della Sardegna, a proposito di divieti e di censure e di proibizioni. Di saperne di più, perché scrivere è anche cercare di saperne un po' di più, e per quanto mi riguarda è anche un'occasione di studio, di scoperta. Mario l'ha capito benissimo, dietro tutto quello che scrivo c'è l'amore per la storia. Io amo moltissimo la storia, amo moltissimo i libri di storia, i saggi anche di storia, e senza quello, senza la storia alle mie spalle non riuscirei, credo, ad inventare assolutamente niente. E a un certo punto c'è stato questo desiderio di scoprire, in questo caso per esempio per quanto riguarda l'esilio del re, com'è che fossero piovuti questi re piemontesi in Sardegna nel 1799. Volevo sapere qualche cosa di più. Già avevo scritto in Fantacronaca del Regno Sardo, poi in occasione del bicentenario mi avevano chiesto di scrivere un testo teatrale. Ho cercato di scoprire qualcosa, non la finivo più di leggere, perché in realtà appunto la voglia era quella. Poi cos'altro posso dire? Che scrivere, oltre il primo impulso che ci deve essere, certo ci sono dei giorni più felici, è
è fatica e francamente mi capita spesso di dirlo, ogni tanto mi chiedo perché non mi è venuta, che ne so, la passione per le passeggiate in montagna o altre cose, perché forse sarei stata più rilassata nella vita, insomma. Allora, una grande passione comunque che è al centro del libro Le vuote riose del mondo è la lettura, e credo che Luisa voglia chiederti qualcosa in proposito. Se non vi dispiace io non userò il microfono. Ti senti. Allora, io ho finalmente l'occasione, Mariangela, di poter soddisfare una mia grande ambizione, cioè quella di poter fare delle domande agli scrittori dei libri che leggo. Ho trovato un libro innanzitutto sorprendente su due livelli. Uno perché dopo i primi due libri, che sono dei romanzi epistolari, quindi avevo quasi un'aspettativa di una trilogia, come si usa ora, di un terzo libro che raccontasse altre lettere, altri episodi delle sorelle. Invece ho trovato che il tuo libro sia stato sorprendente proprio perché inaspettato nella scrittura. Trovare questa collana di belle novelle quasi, perché che si dipanano una dietro l'altra, tutte belle, tutte sorprendenti, mi ha fatto molto piacere, devo dire, è stata una lettura molto gradevole, che da un lato mi ha quasi ricordato in effetti una delle caratteristiche delle novelle del Boccaccio, nel senso che in molte di queste novelle, così banalmente, in molte di queste novelle, poi l'occasione è stata anche il fatto che Mario abbia proposto di fare delle letture ad alta voce, un po' come il cenacolo dei giovani che si incontravano e facevano le letture di novelle. Mi sono detta chissà che anche questo non sia uno dei modi attraverso cui la lettura fa il suo balzo nella vita delle persone, perché nel tuo libro ci sono tantissimi episodi in cui tu narri, racconti di come l'agnizione, diceva Boccaccio, ma per non usare parolacce, la scoperta di qualcosa di bello nella vita che non si aspettava, di positivo nella vita, sia avvenuta. E quindi questa scoperta che le persone una dietro l'altra nel tuo libro fanno di un mondo meraviglioso che è la lettura, l'ho trovata sorprendente, perché effettivamente come lettrice mi sono resa conto che anche per me c'è stato un episodio di questo tipo, quasi una illuminazione che mi ha portato a oltrepassare quello che è il limite tra la realtà e la lettura, quasi fosse almeno per me è stato così, un rito di iniziazione ed un passaggio a quello che tu hai intitolato quasi, potrebbe anche definirsi così, un vuoto arioso del mondo, anche se io lo definirei più un pieno di un mondo fantastico che la lettura ci mette a disposizione. Quindi la mia curiosità è molto semplice, io ti voglio chiedere se anche tu hai vissuto come i tuoi personaggi un momento di illuminazione e la lettura è stata per te sorprendente scoperta, oppure se è stata invece magari un percorso quotidiano che tu non hai avuto necessità di scoprire. Allora, intanto grazie dei complimenti, mi confonde un po', essere paragonata a Boccaccio, non esageriamo, ma dunque anche ci sono state scoperte, certo, nelle letture, e devo dire però sono scoperte che continuano ancora, in questo senso. Nel senso che se io lo cito sempre perché per me è la più bella novella d'amore del Novecento, che è l'ultimo racconto di Gente di Dublino di Joyce, che è intitolato I morti, che è di una bellezza sorprendente. Mi dispiace solo di non conoscere l'inglese a sufficiente per non leggermela tutta in inglese, però una cosa l'ho fatta, un'amica che è bilingue, e una volta le ho chiesto che mi legge almeno la fine del racconto, io lo seguivo in italiano, quindi volevo vedere anche il tipo di verbi che usava, volevo rendermi conto della musicalità della prosa di Joyce, perché la scrittura ha una musica, così come la sentono i musicisti, la sente sia chi scrive ma chi legge la sente moltissimo, il ritmo, anche quando non ce ne rendiamo conto. Ecco, per me
rileggere quel racconto è ogni volta una scoperta, cioè perché c'è sempre qualche cosa che non avevo notato prima, oppure ci sono altri racconti che non avevamo letto, altri romanzi che non abbiamo letto, che improvvisamente ci si rivelano. E senza usare paroloni, è una illuminazione, si parla con una parola difficile di epifania nella scrittura, ma proprio un'illuminazione. Quando voi cogliete un personaggio, vi innamorate di un personaggio, entrate in un mondo, perché la cosa più bella della lettura è questo entrare in altri mondi, questo allargare l'orizzonte, non solo la metafora più semplice, quella del viaggio, perché è vero poi che usciamo davvero storditi o obnubilati da un romanzo che ci è piaciuto, da una novella che ci è piaciuta. È davvero, tu giustamente hai detto il pieno, e poi voglio specificare che intanto quella bellissima espressione, il grotarioso del mondo, non è mia, è di Pirandello. È di Pirandello, una novella che io amo moltissimo di Pirandello, dalle novelle per un anno, che è Il treno fischiato, però lui lo dice, non lo dice per la lettura. A me piaceva dirlo per la lettura, lui lo dice per il fatto che quest'uomo che vive una vita difficilissima fa il copista e coppia di notte, sta lì a scrivere per sbarcare il lunario. A un certo punto si addormenta dalla fatica tutte le notti, sente il fischio del treno, e come sente il fischio del treno si immagina altri mondi, luoghi dove andrà questa gente che sta viaggiando. Il pensare a quello lo distoglie dalle amarezze della sua vita. Ecco, io credo che questo capiti con la buona letteratura, con la letteratura capita sempre. È una cosa che non può non capitare, vuol dire che quando non capita vuol dire che non abbiamo ancora trovato il libro giusto. Perché altrimenti davvero ci trascina, e tra l'altro è come se si aprisse una porta dietro l'altra, perché se un libro ci ha portato in un certo ambiente, allora ne vogliamo sapere di più, in un certo paese continuiamo a leggere. Infatti i libri più belli sono quelli che poi ce ne fanno leggere altri, perché ci mettono curiosità, accendono la nostra fantasia. Ovviamente ci vuole quella che Umberto Eco chiama cooperazione tra lettore e testo, ci vuole il lettore che aiuti il testo, perché se non ci sono lettori curiosi e sensibili, qualsiasi libro, anche il più bello, è morto. Ci vuole questa sensibilità dei lettori, dovrei dire delle lettrici, visto che siamo la maggior parte, ma comunque dei lettori in genere, che facciano vivere un testo. Se un testo è letto così, come quasi per dovere, non sveglia tutte le potenzialità, non fa rivivere, non aiuta, non solo il lettore lo carica di un'altra ricchezza, ma di ricchezze che chi scrive a volte non ha neanche previsto. A me capita spesso che siano i lettori a dirmi delle cose a cui io non avevo pensato, a cui non ero arrivata, e questo è un regalo che mi fanno. Intanto mi stanno facendo il regalo della loro lettura, e poi in più mi fanno riflettere. Io infatti quando mi fanno domande spesso me le scrivo e ci rifletto, perché è un modo per aprire il testo a me stessa. Insomma, alcune cose, per esempio Mario ha detto con chiarezza e con sicurezza che, anche se nel Voto arioso del mondo non era, non sono racconti di tipo storico, di storia sembra che non si parli, in realtà se ne parla molto. E io ho riflettuto anche su questo, perché l'avevo fatto forse in modo inconsapevole. Voglio dire che nel Voto arioso del mondo è scritto dopo
prima di Oltremare, scusate, scritto nel 1993, lo raccontavo anche poco fa, sarebbe, se avessi dato retta a un editor della Baldini e Castoldi, ma siccome sono prepotente, sarebbe diventato un romanzo. A me piaceva più sotto forma di racconto e devo dire continua a piacermi ancora sotto forma di racconto, perché io amo molto la misura del racconto breve, che forse in Italia non è sufficientemente amata o non è più amata come poteva essere quando si leggevano più le novelle o di Verga o di Pirandello. E invece il racconto breve è importante perché può avvicinare alla lettura molto più di un romanzo, può far capire soprattutto ai ragazzi che hanno modo di leggere tutta una storia in brevi pagine, che leggere può essere bello, che forse ce la fanno a leggere, ce la fanno tutti, guardate, certo, non è vero che si nasce, è vero che c'è quella nati per leggere, ma non è vero che si nasce lettori, perché insomma se diceva poco tempo fa alla radio qualcuno con la lettura va accudita, infatti a me mi è venuto da pensare, ho detto sì, allora ecco perché sono più le donne, in quanto ad accudimento, grazie a Dio, ce la caviamo piuttosto bene, e la lettura va incoraggiata. Qui c'è Luciana Uda che ha un'aiutante libraia di 1 anno, la figlia di Stefania che lavora con lei in biblioteca, ma con me, e mi diceva della gioia, della felicità di questa bambina che quando arriva va subito dove c'è un cestone con tutti i libri giocattolo, insomma, perché ha già capito, perché è stata sollecitata, perché oppure i bambini che gattonano in biblioteca. Immagino che queste sono cose bellissime. Certo è difficile per chi non ha avuto genitori che gli leggessero delle storie o non ne abbia sentito raccontare, perché anche l'oralità è molto importante, la lettura a voce alta è una cosa molto importante, la lettura, anche il racconto a voce alta, dico, è più difficile impadronirsi e soprattutto è più difficile oggi. Mario lo diceva, appunto, è un percorso di gente della nostra generazione, questo che hai fatto tu è vero, oggi non a caso si chiama civiltà delle immagini, è difficilissimo che il libro regga la concorrenza con i videogiochi, non perché uno non debba più giocare con il videogioco, non debba guardare televisione, però è più difficile. Però è anche vero che quando il libro ci prende, il film ce lo facciamo noi. Tant'è vero che ci dà anche abbastanza fastidio quando andiamo a vedere un film di cui prima abbiamo letto prima il libro. Non sempre siamo soddisfatti degli attori, dell'ambientazione, eccetera, eccetera, ma sto andando troppo oltre. Passiamo a un'altra lettura fatta da Silvia. Questa lettura riguarda un altro tipo di le cose che leggiamo o che leggevamo da ragazzi. C'è un racconto in cui io mi sono molto identificato, perché sulle letture non ci sono preclusioni, può essere lettura di fotoromanzi, lettura di libretti d'opera, lettura di fumetti. È una situazione dell'infanzia, di quando ero ragazzo io, era avere degli amici che avessero quelle collezioni di fumetti di fronte alle quali restavi a bocca aperta e insomma avresti voluto averli tu. Quindi sentiamo quest'altro racconto che si intitola In vivo. Era una bambina di un'albacina rara, figlia unica, abitava in una grande casa tenuta in penombra, lucida di cera, con anditi larghi come stanze, arredata con mobili massicci scuri, così diversi da quei tinelli svedesi che iniziavano a comparire a metà degli anni 50 in quasi tutte le case che conoscevo.
Entravo in quell'appartamento in punta di piedi, fino ad arrivare nella stanza della mia amica. Letizia aveva una stanza tutta per sé, dove poteva ricevere come un salotto. Un'intera parete della sua camera era occupata da una libreria a vetri, così alta che c'era bisogno della scaletta, che conteneva 2140 fascicoli, la collezione completa del Corriere dei Piccoli, inserrati e schierati in bell'ordine per suscitare la mia invidia. La prima volta che ero entrata in quella stanza, la mia amica aveva accolto lo sguardo concupiscente che avevo gettato alla vetrina e aveva precisato: «Ci sono tutti i corrierini, dal primo all'ultimo. Mio nonno ha iniziato la collezione prima che nascesse mia madre e adesso è mia». E con tono staccato: «Forse da grande la venderò, ci farò un po' di soldi. A me non è che piacciono tanto. A te piacciono, vero?» E mise un sì strozzato. Poi, con gesto da regina, mi chiese: «Ne vuoi vedere qualcuno?» Feci un cenno affermativo. «Sai, mia madre non vuole che li faccia vedere a tutti. Dice che prendono polvere, si rovinano. Ma a te li faccio vedere». Si arrampicò con sussiego sulla scaletta, aprì la vetrina e tolse una decina di giornalini. Da allora, ogni volta che entravo in quella stanza, il rito si ripeteva. Io leggevo e imparavo a memoria le storie in rima del Corrierino, ma era lei la vestale della collezione. Non mi permise mai di salire sulla scaletta. Lei era la bibliotecaria e io l'unica frequentatrice e lettrice di quella privata biblioteca, perché Letizia continuava a non degnare di uno sguardo i suoi giornalini. Mi immergevo in quella privilegiata lettura e col tempo non provai più invidia per quella bambina spocchiosetta, ma ne ebbi quasi pena. Io volevo chiederti di tornare su una questione a cui hai già molto accennato, cioè il rapporto con la storia, che anch'io ho notato essere molto presente anche in questo secondo romanzo. C'è un'attenzione anche sociologica quasi tipo i primi racconti dell'infanzia. C'è un'immagine del libro proprio di un'altra epoca, quando il libro era un oggetto prezioso che era nelle mani delle grandi istituzioni, cioè la Chiesa e lo Stato in qualche modo, passando attraverso la scuola, perché alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento il libro era un elemento ancora rarissimo, e quindi tu cominci proprio con la scoperta di un libro edificante dove ci sono vite di santi, e anche le vite di santi, anche la geografia può essere, è stata sono stati racconti affascinanti per generazioni intere di persone. Appunto, naturalmente poi negli altri romanzi è ancora più importante questo tema storico. Pensi che sia un problema specifico anche lo hai anche accennato, noi insegnanti che non sapevamo nulla della storia della Sardegna, cioè anch'io ero convinto che non ci fosse nessuna storia in realtà da scoprire, poi invece trovi vicende affascinanti della storia sarda. Hai sentito una specie di necessità di colmare il vuoto, c'è il romanzo di Marcello Fusi, Memoria del vuoto, cioè che anche lui dice che ci sarebbe tantissimo, c'è una specie di miniera da scavare nelle vicende della storia, che credi che si possano trasportare in letteratura, che si possa facilmente fare letteratura con questo materiale. Intanto voglio ringraziare i ragazzi che leggono del laboratorio di teatro di cui mi ha parlato Mario e Carla. È veramente una bella iniziativa, perché voi avete un bel festival, però le cose migliori sono quelle che fanno vivere il paese tutto l'anno, e questa è una di quelle. Io credo che il festival sia importante per voi, però è importante che durante l'anno ci siano attività che soprattutto per i ragazzi lancino veramente fili verso l'esterno. So che l'avete già fatto con questo gemellaggio con questo paese vicino a Ravenna. Mi piacciono molto queste cose, mi piace vedere come i paesi vivono e cambiano, soprattutto i nostri paesi che stanno spopolando, non c'è bisogno di fare grandi discorsi su questo.
Ma parlavi di Marcello Foisi, io ne sono convinta che c'è davvero molto da raccontare sulla Sardegna ancora. Non che non l'abbia raccontata una come Grazia Deledda, ma intanto i tempi sono cambiati e ci sono altri periodi da raccontare. Grazia Deledda si è fermata a un certo punto, è un mondo ottocentesco che ha raccontato, poi tutto il resto è tutto da raccontare. Voglio dire, si possono fare grandi romanzi, grandi racconti anche di cose inesistenti, però per quanto mi riguarda la storia offre tanto. Guardate, molte volte basta anche leggere un vecchio numero dell'Unione Sarda, ma c'è materia per infiniti romanzi, per infiniti racconti, anche storie. Forse la distanza temporale che fa questo effetto, almeno a me lo fa. Ho la curiosità di ritornare indietro all'epoca dei nostri nonni o dei nostri genitori, di sapere davvero com'era, perché sono cose che noi abbiamo sentito magari da racconti familiari, mentre, come dicevo prima, quando si scrive, almeno per quanto mi riguarda, si indaga, si cerca di scoprire sempre con questa intelaiatura della storia che, ripeto, per me è molto importante. Non si inventa del tutto da niente. Poi può bastare anche una notizia banale su sapete, quelle note piccole di quotidiani, che da quello può nascere un racconto, anche dalle prime 3 righe, perché c'è qualcosa che colpisce, allora viene voglia di indagare su quel periodo. Ma sarà che mi viene anche come dire, da vedere visivamente, per esempio, io sono stata una lettrice appassionata di Emilio Lussu. Ecco, ogni volta no, però spesso quando passo in via Manno, soprattutto magari di sera al buio, qualche volta mi ricordo, vedete che dico, vi ricordo come se l'avessi vissuto, di quando avevano assalito il Lussu, oppure quando sotto la sua casa in Piazza Martiri, ma io è come se la vedessi quella scena. È come se vedessi la scena di lui che va, appunto, non va, che si è organizzato la difesa perché lo stanno assalendo, quindi colpisce. Ma mi è venuto da poco, guardate, ho riletto Vita di Gramsci, che non leggevo da una vita, anche Baroni in Laguna, La società del malessere, così mi è venuto voglia di rileggere un po'. E veramente rivedevo, mi è capitato anche a Torino, da quando mi hanno ricordato, perché c'è scritto nella Vita di Gramsci di Peppino Fiore, quindi l'avevo già letto, me l'ero dimenticata. In Piazza Carlina c'è la casa dove Gramsci aveva una camera in affitto, mi pare dalla madre di Tasca, l'ha avuta per 9 anni. E c'è stata tutta una battaglia del comune perché l'ha acquistata una banca, quindi non so quello che vogliono fare. Credo che adesso abbiano raggiunto un compromesso per cui la lasciano. Ecco, mi viene il solo fatto di aver letto, ecco perché vi dico, apre altri mondi. In questo caso non c'è bisogno della macchina del tempo, si ritorna indietro anche con la letteratura. Ecco, mi viene proprio da pensare a questa cosa, in quanto all'appunto sulla sociologia. Anche quella è una mia offesa, però questo Mario mi sta svelando tutti gli altarini, perché io mi sono accorta, a suo tempo ho dato un esame di sociologia, ma mi sono accorta quando mio nipote più giovane ha fatto una tesi, tra l'altro l'ha fatta su Gavoi, la cosa ha utilizzato anche delle mie interviste, e comunque io l'ho riletta con lui proprio per curiosità, per il piacere,
E questa tesi sociologica appunto su Gavoi, ancora una volta mi sono accorta quanto mi piaccia anche la sociologia. Mi è stato rimproverato proprio il primo racconto che c'è qui, tra l'altro questi racconti l'hanno raggiunta faticosamente questa forma, nel senso che prima li avevo scritti come venivano, poi li avevo messi in ordine alfabetico perché erano un po' riottosi. Poi ho detto no, ma qui li devo dividere in altro modo, li voglio suddividere e ci ho messo un po' di tempo a suddividerli. E per esempio mi è stato fatto notare, ma io sono prepotente e non l'ho cambiato, che era una notazione tipo sociologico quando in Atelier, che è il primo racconto di questa raccolta, si parla di Carbonia. Ecco, io di Carbonia sono sempre stata molto curiosa, infatti uno dei tre testi teatrali si intitola Scavi, storie di miniere, c'è una che ha fatto anche la cernitrice che racconta, e ho letto moltissimo, ho letto anche tutte le innovazioni tecnologiche che avevano fatto gli operai minatori, capendone, poco, naturalmente, però mi interessava questo. E mi colpiva anche il fatto che i minatori delle stesse regioni tendevano a vivere vicini, e l'ho anche messo perché tendevano a vivere solidarmente uniti. Mi hanno detto sì, però questa è troppo sociologica in un linguaggio letterario. A parte che io sono convinta che il linguaggio letterario ne ingloba tantissimi altri, che non c'è questa distinzione così netta. Mi faceva piacere notarlo, perché anche Atelier, che è del tutto, proprio tutta inventata, Atelier colmava qualche mia curiosità su Carbonia, perché come mi rimproverava appena mi ha conosciuto mio marito, mi diceva perché esiste solo Gavoi e Cagliari, il resto della Sardegna non esiste, aveva perfettamente ragione. Io ho scoperto la zona delle miniere andando a insegnare ad una sfanadica, ho scoperto Arbus, ho scoperto che c'era una Sardegna bellissima e di cui io non sapevo assolutamente niente, appunto il mondo delle miniere, appunto. E queste, perché, ecco, siccome appunto nella storia c'è anche la sociologia, ecco, io penso che sia tutto legato a quella, e anche quelle legate alla lettura. Io ero una di quelle che si leggeva quelle parti che avevamo tutti nei nostri libri di storia, tratte magari da brani di storici molto bravi, scritte benissimo, che i nostri professori dicevano quelle saltatele, per spirito di contraddizione forse le leggevo tutte, e quelle mi piacevano molto, insomma. Adesso chiamiamo Benedetta a leggere un altro testo. Si tratta di letture ancora più, le letture dei nostri nonni, che erano a volte dei fogli unici di testi poetici in sardo, a volte dei librettini che erano portati in giro nelle feste da zio Antoni Guccu negli ultimi decenni. In qualche modo io l'ho conosciuto, era una persona simpaticissima, proprio un personaggio che purtroppo credo finché era vivo nessuno si è preso la briga di dedicargli un documentario. Perché, no, c'è sì. Però il documentario esiste adesso, ha continuato il suo lavoro, non so se lo continua, sì, questo, quello indiano, sì. quello proprio su di lui. quello parla in parte, non ho scusa. Corrispondenze. Un volumetto beige, rasposo al tatto, di carta malatta, vaiolosa, piccole escrescenze, macchioline, stampato in modo artigianale. Sulla copertina il titolo Corrispondenze poetiche e uno sotto l'altro cognome e nome dei poeti in lingua sarda, racchiusi nel volumetto. A fianco di ciascuno i paesi di provenienza, Borore, Duarchi, Laconi e Tresmurages. Dentro Antoni Cuccu fa un'appassionata difesa, per il bene dei sardi e della loro lingua, di 3 libri di poesia, proibidos in su tempus de su fascismo, ca narrano una sacura verità che a me da dispiagere, vietati in epoca fascista perché raccontano la pura verità che a molti dispiace. Sono 3 libri da possedere insieme al Vangelo, debbono entrare in ogni casa e i loro insegnamenti vanno messi in pratica per il bene dell'umanità. Sono libretti minuscoli, hanno copertine grigie, crema,
luna, celesti, colori sbiaditi, titoli favolosi, su Divino Astore o di Messi, gara poetica, critica e controcritica. Si vendevano dentro capaci corbule nelle feste dei paesi, d'inverno tra le bancarelle piantate in mezzo alla pioggia e al fango, d'estate nelle piazze aride dei santuari campestri, coperti dalla polvere sollevata dal ballo o dagli impetuosi cavalli. Nella mia città, un omino accoccolato vicino alla sua corpula, nell'angolo tra la stazione e il municipio di fronte al mare, li offriva come viatico per i viaggiatori, ma sapevano altre strade per arrivare ai lettori. Nelle botteghe stavano sopra il sacco di zucchero, di polenta o di farina, e se erano fogli volanti venivano dati come resto o in più, come aggiunta poetica. Poesia transumante che compiva viaggi avventurosi, dentro le bisacce, sui fianchi del cavallo di un pastore, tra gli speroni, le briglie, l'orbacce, i mestoli, i taglieri di legno, i campanacci dei venditori ambulanti. Così gli affamati di poesia corrispondevano da un capo all'altro dell'isola, e in quei libretti i poeti isolani, a dispetto delle difficoltà di comunicazione, dialogavano come nella Stoa, e qualche volta la poesia spiccava il volo e si levava alta, del tutto, al di sopra dei mali della vita. Mariangela, ora una seconda domanda, anche questa banale, però anche questa che ciascun lettore vorrebbe secondo me rivolgere all'autore del libro che sta leggendo. In questo libro sono evidentemente due le parti che si sviluppano, e in particolare una che è facilmente identificabile come un racconto della tua vita di insegnante, perché ci sono, almeno io questo credo e questo ti domando, una delle parti del libro dove tu racconti soprattutto la scuola è parte della tua esperienza di vita, e quanto invece il resto del libro viene dalla tua esperienza di vita. I tuoi racconti sulla lettura sono racconti autobiografici oppure, come ora hai appena svelato, sono completamente inventati da te? Perché invece nella mia ricostruzione del testo mi pareva di vedere un'insegnante ansiosa nella seconda parte di stimolare in tutti i modi i propri studenti alla lettura con 1000 sotterfugi, con 1000 occasioni di lettura, dispiaciuta che gli studenti non lo facciano, e invece nella prima parte non riesco a capire quanto di quello che tu scrivi sia dovuta alla tua esperienza personale e quanto invece sia dovuta alla tua fantasia. È quasi come se la lettura in tutto questo libro sia un contagio che si svolge in episodi in cui c'è sempre una persona, qualcuno che contagia l'altro alla lettura. E in una buona parte di questo libro la persona che contagia sì, secondo me. E nel resto del libro non capisco da dove abbia preso spunto per poter trovare degli spunti così, insomma, interessanti, simpatici anche. Allora, io ho messo un'epigrafe di Virginia Woolf, presa da quel meraviglioso piccolo saggio che è Una stanza tutta per sé, che è la più bella secondo me che lei abbia scritto. E ve lo dico per chi non l'ha letto, è inutile dire che la parola io è solo un termine comodo per indicare qualcuno che non esiste realmente. E in parte è così. Nella prima parte, ma anche da altre parti, ho preso spunto da qualsiasi cosa. Per esempio, in crociera si parla di un libro mandato a tutte le scuole del Regno nel 1925 per celebrare il Giubileo Reale, i 25 anni di regno di Vittorio Emanuele III. Allora, io quel libro l'ho trovato al Mercatino del Bastione. Il Mercatino del Bastione quando si faceva il mercato, e quel libro io l'ho letto e mi ha scatenato dentro tutta una serie di cose, in più pensando mescolate anche ad altre cose, a qualcosa di vero anche. Per esempio in atelier c'era non solo la curiosità per Carbonia, ma anche il fatto che spesso quando si cuciva anche in certe sartorie leggevano non tanto forse non solo in Sardegna ma anche da altre parti capitava che i Promessi Sposi fosse tra i libri più letti, e alcune totalmente inventate, per esempio Filottea, che è il libro di preghiere. Io quel libro ce l'ho perché mi era regalato un'amica che andava per mercatini, l'ha comprato forse o in Val d'Aosta o
delle miti non mi ricordo bene. Perché quello è l'unico che dove venire a me. Effettivamente quella cosa mi ha scatenato una serie di cose, per esempio ci sono una serie di avverbi, bisogna far tutto giudiziosamente, coscienziosamente, eccetera, e gli avverbi per me sono stati una sorta di lampadina, perché mi hanno ricordato la mia prozia Anna, e a quel punto ho pensato, ecco da dove le avevi tirati fuori. Perché erano quelli che ci diceva sempre dovete fare quietamente, e poi alle orecchie di una bambina, di un bambino, questi si imprimono questi avverbi, perché lei li usava in continuazione, come pure, non lo so, altre frasi familiari sempre di persone che avevano confidenze con i santi. Forse San Giovanni Bosco, che diceva state quieti se potete, magari la citazione è sbagliata, non ne rispondo, però questi avverbi improvvisamente a me hanno ricordato questa donna, il resto è inventato. È vero che lei era una persona così, che viveva della preghiera, viveva di catechismo, ma non era allegra come Francesca, che andava di catechismo. Anzi, devo dire di questa mia prozia, siccome viveva a Nuoro, è morta che io avevo 9 anni, però me la ricordo benissimo, perché una così, se si è figli di genitori giovani e sconsiderati, che non vi danno grandi raccomandazioni, per giunta lontani dal paese in cui erano vissuti, andati via senza io lo chiamavo il tribunale gavoese quando ero bambina, senza il tribunale gavoese che vi guarda, questa mi è rimasta impressa, questa donna, anche perché insomma era maniaca di certe cose. Ne ho parlato con Maria Giacobbe e le ho detto: Maria, ma tu devi aver conosciuto, benché lei non sia di una famiglia che ha frequentato molto ormai la chiesa, tu devi aver conosciuto i miei prozii. E lei mi ha detto: me li ricordo in cattedrale. E poi ha aggiunto: che vita infelice che deve aver avuto. E ho detto: questa è proprio la sensibilità di Maria Giacobbe, che ha notato subito una cosa del genere. E a me hanno colpito, cioè i suoi avverbi erano scolpiti nella mia testa. Il resto è inventato, perché ovvio, io non credo che lei sia mai svegliata magari nel cuore della notte e abbia recitato l'orazione, però il libro è troppo, come dire, se voi leggete quel libro, La Filotea, ci sono preghiere per ogni ora della giornata, per ogni cosa, per il male al ginocchio, per della tua gamba sorella del canonico, ha avuto non so quante edizioni, un bestseller davvero della preghiera, quello credo che non lo so se lo pubblicano ancora, ma se non lo pubblicano più lo devono aver pubblicato fino a non molto tempo fa. Ecco, questi possono essere i modi di... però mi può bastare anche per esempio, insomma, la ragazzina che mugugna perché la madre che intenta comprare le uova di Pasqua, e l'episodio me l'ha raccontato una mia amica che è una persona anche molto, molto sensibile. E poi, in quanto alla mia esperienza di insegnante, ce ne sono, certo, in alcuni è sensibilizzato un lavoro di anni, quando insomma io ho scritto nel 93, insegnavo e quindi avevo accumulato esperienze, e poi la lettura, far leggere i ragazzi è stata una costante, nel senso che io la prima volta che sono andata a fare una supplenza ho pensato: che bello essere pagati per fare qualche cosa, per leggere le cose che ti piacciono. Ero proprio scema, nel senso che voglio dire, uno pensa quanti soldi guadagnerò, cosa potrò fare per quello. Dicevo: sono pagata per fare una cosa che mi piace moltissimo, per leggere una poesia che piace a me, per farli interessare a qualche cosa. E così, ovviamente, la memoria, guardate, io avevo scritto una prefazione e una postfazione, e avevo scritto, poi ho avuto paura che fosse vista solo come una cosa di tipo scolastico, e non è solo questo.
e avevo scritto: la memoria soccorrevole ricorda solo il meglio. Adesso non crediate che io sia stata questo fulmine di guerra che abbia fatto leggere tutti gli alunni, non esageriamo, insomma, perché non si riesce, però devo dire che loro mi hanno dato molto, quelli che qui ci sono insegnanti e lo capiscono, quel silenzio che si crea, io me lo ricordo come una delle cose più belle, quando magari voi li avete convinti a leggere qualcosa con lo sguardo in silenzio e li vedete chini e per un attimo magari vi illudete anche che sono presi dal racconto, oppure quando, per esempio, anche quando gli si dà qualcosa da scrivere su cui riflettere, si crea questo silenzio. Secondo me è un miracolo della scuola, come pure è un miracolo quando l'insegnante riesce, la maestra elementare o il maestro riesce a fargli scrivere per la prima volta. Un'altra mia fissa per essere attacco sono le maestre, e io ho molta ammirazione per chi, forse per chi insegna, per chi appunto è facile dirlo, l'etimologia, per chi lascia un segno, vuol dire procurarsi degli altri, appunto prendersi quel famoso prendersi cura, interessarsi agli altri. Poi alcune cose, ecco, vi posso dire che Metamorfosi l'ho fatta esattamente come ho detto lì, cioè mi sarei suicidata seduta stante perché avevo però ne avevo 2 a disposizione, cioè dopo pranzo, primavera avanzata cagliaritana, scuola in Allumina Nomentizzato, con questo sole che batteva impietoso. È chiaro che mi avrebbero odiato, io avevo in tasca, grazie alle 1000 lire, avevo in tasca la Metamorfosi, lì bisogna essere veloci. Gliel'ho proposta, poi l'effetto non l'avrei garantito neanche io, però l'effetto c'è stato, perché io poi ci ho lavorato sulla Metamorfosi con loro per un mese, ma non perché glielo dicessi io, perché me lo chiedevano loro. I ragazzi sono strani, se voi dite fai una scheda di questa, per niente, me la chiedono loro, certe volte voglio scrivere su questo. E devo dire sono cose belle per chi le fa, perché se voi vedete, ieri sera sono andata a vedere Scialla, che è molto carino, quel film di quella, il nome non me lo ricordo, è quello sceneggiatore che è lo sceneggiatore dei film di Virzì. Bruni. Come? Bruni. Grazie. Bruni, che è molto bravo e chi ha avuto a che fare con i ragazzi, insomma, ha colto nel segno davvero, ci sono scene appunto sull'Iliade bellissime proprio, su questo che cerca Fabrizio Bentivoglio che è il professore che cerca di insegnargli qualche cosa, ma insomma sono molto simpatiche. Effettivamente anche per la lettura è lo stesso, a parte che vi danno loro, è vero che io ho letto Stephen King, perché è vero che io andavo davvero nelle case, siccome mi annoiavo da morire, uno non può andare a fare lezioni in una classe altrui così, allora io la finivo sempre parlando di lettura, nel senso mi facevo dire da loro, cioè li usavo. Io volevo sapere cosa leggessero a loro, ma non letture di tipo scolastico, proprio non me ne importava niente di quello. Volevo sì, mi elencavano, la professoressa ci ha fatto, no, non mi interessa, dicevo, ditemi cosa leggete per i fatti vostri. E lì ho fatto una serie di scoperte, tra cui io Stephen King, probabilmente, per il tipo di letture che faccio io, non l'avrei mai letto, invece ho letto anche i racconti. Stand by Me sono dei racconti, il mestiere lui lo conosce, come Misery mi ha uccisa, perché sono come i film americani, effetti speciali, cioè voi dite, beh adesso l'ha finita questa, muore, vabbè finisce lì, no, altre 5 altre fini o 5 altri tentativi eccetera eccetera, insomma stiamo andando molto oltre. Adesso cito mio marito che dice che vado per campi, ma insomma. Allora adesso Susanna, un'altra delle letture riguarda un'autrice che credo è abbastanza snobbata, ma credo che sia sempre in grado di catturarti, di prenderti e che sia sempre bella da leggere, grazie a Delenda.
Identità. Nel paese che era mio solo d'estate, in quel lontano agosto, tormentato da incendi e sequestri, decisi di leggere Grazia Deledda. Come leggere le sue storie in un appartamento di città? Qui, fuori dalla finestra, c'era il fondale più adatto. Stavo, da primo pomeriggio, accoccolata sulla scala di granito, sotto la finestra dell'ultimo piano della casa materna. Divorai le sue pagine con la voracità dell'adolescenza. In quei libri ritrovavo il mondo arroccato in quella parte alta di paese, dove leggevo, per consentire a me, ragazza di città che vi affondava le sue radici, di impadronirmene prima che morisse. La distanza della città e la freschezza di immaginazione me lo rendevano favoloso il paese, ma ora le parole della scrittrice lo avvolgevano di un'aura poetica. E subito al vero d'oro che si stese sui monti della serra parve sovrapporsi un altro vero, una rete di perle che tremava sopra tutte le cose e le rendeva più belle, vive nel sogno. La rete di quella scrittura femminile imprigionò da allora, rendendole esotiche e lontane, morte al presente, le immagini che avevo di fronte, le donne che filavano e preparavano l'ordito, i vecchi che indossavano ancora il costume, gli enormi carri a bui che bloccavano i vicoli, e a voce di un mistero colpevole le storie d'amore che si raccontavano piano, la notte, fuori dalle case, sotto la volta fitta di stelle. E quando arrivai all'ultimo prezioso libro, tessuto di tremori e delle ansie della sua caparbia attesa di vita, ci trovai in me, stordita di letture. Ma c'era anche la mia nonna, suo padre in un tempo remoto, lei era ancora bambina. Non aveva consentito alle richieste di un pericoloso bandito che voleva in affitto la sua tanca, proprio come il padre di Cosima, e forse a Cosima l'aveva raccontato il fratello della nonna, che abitava nella piccola città della scrittrice, e la conosceva. E lei si limitava a trascriverla quella storia. Al tramonto, alla luce del giorno, smorzandosi, e la guidiva e si rifletteva, con un ultimo guizzo sulla pagina. Allora spalancavo la finestra e mi affacciavo. Il paese stava aggruppato, già immerso nell'ombra, sotto il monte piccolo e aspro, sormontato da una croce di ferro come sotto un unico tetto. Emergendo dalle nere righe dei libri, gli occhi cercavo lo spazio e affondavo nelle linee azzurre e indistinte delle montagne lontane, come in un benefico collirio. Adesso un'ultima curiosità. Dopo tutte queste belle cose che ci siamo detti sulla lettura, però c'è un racconto che mi ha sorpresa, perché, ma non tanto in realtà, è fotoromanzo, dove la lettura non è un aspetto positivo nella vita della protagonista, nel senso che si dà elemento di possibilità di fuga dalla sua realtà, si trasforma in qualche modo in un limite, perché lei, leggendo i fotoromanzi, in qualche modo si identifica in una realtà che non esiste, che in qualche modo la fa in un primo momento desiderare una vita che poi si rivela irrealizzabile, e solo quando lei abbandona la sua abitudine alla lettura dei fotoromanzi, non so se perda o se guadagni una vita diversa. Quindi ti vorrei chiedere, la lettura ha soltanto aspetti positivi o anche aspetti negativi? Un grande lettore è una persona che ha un passatempo meraviglioso, oppure la lettura può anche diventare castrante in qualche modo? Una domanda abbastanza difficile questa. Non è facile rispondere, perché in questo caso certo la lettura ha illuso questa ragazza, le ha fatto vivere una realtà non sua. Del resto la lettura in questo caso è letteratura, anche il fotoromanzo, che poi il fotoromanzo i francesi la chiamano paraliterature, cioè proprio una letteratura minore, come possono essere i testi delle canzonette, che però è sempre un approccio alla letteratura. E tra l'altro i fotoromanzi hanno compiuto, come dire, quasi assieme alla radio, quasi un miracolo nella società italiana, perché hanno portato all'alfabetizzazione molta gente che avrebbe letto libri. In questo caso lei si illude, ma si illusa anche Madame Bovary, che si è avvelenata perché aveva letto troppi romanzi d'amore, e quando ha sposato Charles Bovary non sapeva di sposare un biettolone, lei si era illusa di trovare il grande amore
così non è stato, e in un certo senso anche lei è stata rovinata, e questo lo dice Flaubert, insomma, è stata rovinata dai romanzi. E in questo caso lei, la ragazza di paese, come, guardate che poi era un classico l'innamoramento del marinaio, perché era anche ovvio, erano ragazze giovani, anche se sempre sotto la tutela della famiglia da cui stavano, perché erano persone di famiglia, comunque vivevano con noi queste ragazze, e quindi almeno io mi ricordo a casa mia era ovvio che mia madre la sgridasse come se fosse stata una sua figlia grande. Però a Cagliari c'era la seduzione, il marinaio era l'esotico. E certo che una che veniva anche da un paese del Campidano era attratta già anche la divisa, anche il parlare, la diversità, scusate, l'attrazione che tutti noi sardi abbiamo, se non abbiamo adesso, abbiamo avuto per i continentali, che ci sembravano sempre migliori di noi, se tutto sembrava più bello in continente. Ancora adesso in realtà noi siamo pronti a stendere tappeti al primo magari cretino che viene da fuori, e spesso non sappiamo valutare quelle persone che abbiamo in casa, capita ancora. E quindi tutte queste cose giocano, e il sogno di una vita diversa, come lo è per gli immigrati, ma ricordatevi che capitavano ragazze che andavano, le donne sarde, tra le poche cose che gli erano offerte, poi iniziano anche a fare le operaie negli anni 60, ma fino a prima le donne sarde venivano richieste come domestiche, perché erano brave, come si diceva un tempo, rispettose, e spesso, guardate, ritornavano con l'accento, se stavano a Roma 3 mesi ritornavano con l'accento romano, e non c'è neanche troppo da ridere, è l'insicurezza culturale, il fatto che evidentemente non sentivano l'essere sardi come qualcosa che li rendeva inferiori. Oggi certo non è più così, perché tutti quanti, per fortuna, dico, ce ne infischiamo, non vedo perché il romano o il veneto deve ostentare il suo accento, io devo fare il corso di dizione per dire bene le vocali, non si capisce bene perché. E certo, in quel caso lei, che non aveva una protezione di tipo culturale, cioè aveva la sua cultura, però spesso chi viene da un paese si sente poco protetta, si sentiva, soprattutto stiamo parlando di altri tempi, e quindi vede tutto quello che viene da fuori, è sempre stato così, insomma, migliore, più bello, e in quel caso il fotoromanzo l'aveva fatta entrare nel sogno, cioè c'era Sogno, vero, che se non mi sbaglio anche c'era un fotoromanzo che si chiamava Sogno, e non a caso avevano dato quel titolo furbo alla rivista. E lei era entrata in un sogno, lei era andata in una città, per quanto vicina al suo paese, e questo le aveva fatto vedere l'ipotesi di una vicenda amorosa diversa, non già scontata come quella che conosceva, qualcosa che facesse vivere anche a lei i sogni e l'amore delle protagoniste dei fotoromanzi. E questo penso che succedesse sempre. Adesso certo le cose sono per fortuna cambiate, però è anche vero, guardate, che anche oggi chi legge, soprattutto se si è molto giovani e legge di una certa realtà, poi vive a Cagliari come se fosse nella periferia di New York, oppure si sogna nel Bronx, Esmilioni o a Sant'Elia, perché i miti ci sono, e anche se per questo anche la letteratura italiana sta seguendo molto questa cosa, che piacciono di più i cosiddetti romanzi metropolitani. È anche giusto, perché è vero che facciamo parte di quella realtà, quindi chi ha quel tipo a chi piace quel tipo di scritture, comunque la sua vena, diciamo, per dirla così genericamente,
e poi fa parte della nostra realtà. Ricordatevi Sergiazzeni di Bellas Mariposas, che è la cosa che io amo di più. Adesso sì, adesso all'inizio non era secondo me tanto amata. Bellas Mariposas è la sua prova più matura ed è effettivamente, vi fa entrare nella testa di una ragazzina di un quartiere periferico, i cui miti sono appunto la cantante rock, eccetera, eccetera, assieme però a alcune remore di tipo molto più arretrato, come dire, insomma, nel senso che alcuni modi di pensare che sono il retaggio del passato. Non so se poi ti ho risposto. Credo che potremmo restare ancora per molto tempo. Perché aspetta, ma io volevo chiedergli di questa tremenda bibliotecaria, però 2 parole su questa tremenda bibliotecaria di censura. Perché ti sei sentita offesa come categoria. Sì, esatto, perché c'è in un racconto una bibliotecaria è terribile, che è il contrario esatto di ciò che dovrebbe fare un bibliotecario. E quindi vorrei che dicessi 2 parole. L'hai incontrata sì, l'ho incontrata davvero quella, però anche io dovevo essere un po' eccessiva, nel senso che ero molto per i fatti miei, quindi probabilmente questa poveretta mi voleva magari consigliare, no, questa è una mia esperienza davvero, ed era tristissima quella biblioteca, perché è proprio triste, non era questa bella biblioteca, no, questo bel luogo, insomma, dove c'è anche la biblioteca, era tutt'altra cosa, e comunque era considerato quasi normale. In effetti chi è che, non so, i bibliotecari probabilmente erano semplici impiegati, non credo che neanche tutti avessero corsi, non se ne facevano di sicuro. Di che anni stai parlando? Saranno stati gli anni 60 questi, insomma, gli anni delle censure ancora, perché queste censure c'erano, per non dire dei nostri professori come censuravano. C'è anche una bella professoressa in realtà. Sì. C'erano queste cose, non sono così, non ci voleva molto, insomma, per parlare di queste cose. Le abbiamo avuti, almeno quelli della mia generazione, un po' tutti questi insegnanti. La mandravano. Sì, è il modo migliore per far venire passione, però tutto sommato forse è il caso di vietarli, così alla fine se li vanno tutti a cercare, insomma. Può essere un modo. abbiamo l'ultima lettura, poi magari se qualcuno ha qualche domanda da fare. L'ultima lettura è sul rapporto tra insegnanti e alunni, sullo scambio, sull'arricchimento reciproco che nei casi migliori avviene con gli alunni, che sono capaci a volte di trasmettere anche le loro passioni agli insegnanti. Gli insegnanti abbastanza intelligenti sono anche capaci di cogliere quello che gli alunni sono in grado di insegnare a loro. Elenco. All'inizio dell'anno gli alunni avevano compilato, su mia richiesta, un elenco dei libri che avevano in casa. Anche Massimo, mio nuovo alunno di seconda, ripeteva per la 3ª volta, lo aveva portato. Era un adulto rispetto ai suoi compagni e come tale lo avevo trattato da subito. Mi ero guadagnata così la sua stima e i nostri rapporti, benché non studiasse, erano improntati alla cordialità. Arrivava tutti i giorni trascinando il passo e nascondendo la sua pinguedine sotto una specie di spolverino nero con le maniche arrotolate. I compagni si erano subito affrettati ad informarmi, ammirati, che era come quello che portava Antonello Venditti nei concerti. A me sembrava piuttosto un grembiule di tipo scolastico, ma meno dignitoso, così aperto come la vestaglia di una casalinga asciatta. Dei libri che aveva a casa qualcuno l'aveva letto anni prima. Avevo parlato con lui a lungo, anche di letture. Ogni occasione gli sembrava buona. I compagni li aveva definiti troppo bambini per poterci parlare, ma come non si era affrettato a scegliere un libro di lettura, meno che meno a studiare. Si era dato molto da fare, però, quando era stata occupata la scuola per qualche giorno.
Massimo si era piazzato all'entrata e mi scortava aprendomi la porta fino alle scale per permettermi di andare in sala professori dicendomi: stia tranquilla, ci sono io a controllare, e badava che non entrassero persone estranee. A metà del secondo quadrimestre, dopo aver letto e analizzato con la classe una serie di novelle, li avevo invitati a scriverne una. Lui aveva scritto un giallo complicato e banale ad un tempo. C'era un attico che ospitava una macelleria e il macellaio era anche l'assassinio. E alla fine l'aveva chiuso con questa frase: miserabili, gridai, smettete di fingere, confesso tutto, togliete lì quelle assi, e lì sotto il suo terribile cuore che batte. A fianco gli scrissi: vedi Cuore rivelatore di Edgar Allan Poe. Fu molto soddisfatto che fossi riuscito